Un abbraccio vuol dire tu non sei una minaccia, non ho paura di starti così vicino, posso rilassarmi, sentirmi a casa, sono protetto e qualcuno mi comprende. La tradizione dice che quando abbracciamo qualcuno in modo sincero guadagniamo un giorno di vita. Paulo Coelho. Buongiorno a tutti, eccoci come ogni settimana a dedicare un po' del nostro tempo al benessere, all'informazione sulle cose che ci fanno stare bene. E parlando di benessere, come escludere, come non parlare di calore. Il calore, infatti, genera benessere a tutti i livelli, perché il calore è un abbraccio avvolgente, il calore è sole, quindi è energia. Il calore ci dà la carica, ci dà lo sprint. Il calore è una dolce carezza, è focolare, è amore, è famiglia, è casa. Il calore è madre. Il calore è una coccola e in inglese calore si dice hot. E oggi vi parlerò di un massaggio che si chiama hot stone, cioè pietre calde. Parliamo del massaggio con le pietre laviche. Questa è una tecnica che utilizza il calore e quindi potremmo azzardare che si avvale degli effetti della termoterapia, unendoli ai benefici del massaggio e degli oli essenziali e delle erbe. Quindi, se il calore poi coinvolge positivamente, come ho detto prima, la sfera affettiva, sentimentale, non tralascia certo il fisico, perché con il calore normalmente si trattano le rigidità muscolari, viene utilizzato anche per calmare il dolore e favorisce la vasodilatazione, stimola la produzione di collagene a beneficio della pelle, quindi il calore ha anche delle proprietà a livello fisico molto importanti, perché i nostri termorecettori fanno in modo che entri in funzione la termoregolarizzazione della temperatura corporea e quindi inviano degli impulsi al sistema nervoso perché solleciti il trasporto dei liquidi nelle zone dove c'è bisogno, per cui attivano le ghiandole sudoripare, il sistema vasale e quindi la sudorazione, una maggiore ossigenazione dei tessuti, la circolazione linfatica, la circolazione sanguigna portano altro che beneficio al corpo e la sudorazione detossina, per cui possiamo dire che il calore anche a livello fisico è molto molto importante. E il calore abbiamo detto che è il sole e il sole scalda la terra e quindi ci regala la fusione di queste due energie, l'energia della terra, della madre terra e l'energia del sole. E noi prendiamo le pietre dalla terra e con queste doneremo calore al corpo. Le pietre sono state utilizzate in moltissime civiltà e degli studi hanno datato l'uso di questa tecnica delle pietre, diciamo, al 3500 a.C., in base al ritrovamento in Medio Oriente di alcune formule, di una documentazione che portava alcune formule e ricette e riguardavano le pietre e i cristalli, e questa documentazione è attribuita alla civiltà dei Sumeri, senza tralasciare, tra l'altro, il papiro di Herbes del 1550 a.C., che è uno dei più importanti e dei più grandi documenti scritti nell'antico Egitto, che tratta medicina e magia e fornisce ricette, consigli e quant'altro. E questo papiro indica proprio l'utilizzo di minerali e gemme. Ma il potere di guarigione, il potere di guarigione mistico delle pietre
lo ritroviamo anche nelle leggende del nord, in particolare in quella delle pietre bucate, che risale alla tradizione celtica, che insegnava agli infermi a strisciare e distendersi su delle pietre bucate per assorbire la vitalità della terra e accedere al potere di guarigione che sta in ogni essere umano, dentro di noi. Senza tralasciare in questo particolare uso dell'energia, diciamo, in questa particolare fonte dell'energia, senza tralasciare gli indiani d'America, che erano convinti che le pietre fossero magiche e che gli permettessero di entrare in contatto con la propria anima. Infatti loro parlavano alle pietre e lo chiamavano proprio il popolo delle pietre, quando si rivolgevano a loro, e ritenevano appunto che la loro anima, che le pietre avessero un'anima e avessero una memoria, e questo gli serviva, gli permetteva, usando le pietre per guarire, gli permetteva di sentire la propria anima. Quindi per migliaia di anni le pietre sono state utilizzate comunque a scopi curativi. Gli indiani d'America, gli abitanti della Cina e dell'India, furono i precursori di questa terapia con le pietre calde, perché le posizionavano le pietre nei vari punti del corpo per curare o dare sollievo in caso di dolore. E infatti il trattato più antico della medicina ayurvedica, che è il Charaka Samhita, dice che le pietre erano scaldate in oli caldi e aromatici e venivano usate durante le cerimonie rituali di guarigione e applicate sul corpo con erbe per diverse malattie. Poi una terapeuta dell'Arizona, la massaggiatrice Mary Nelson, ha fuso insieme queste tradizioni dei nativi d'America e degli elementi New Age e ha dato vita a un massaggio, ha coniato un massaggio che utilizza 72 pietre, sia pietre calde, nere, quelle laviche, sia pietre fredde, per esempio tipo il marmo. Lei, si possono utilizzare anche le pietre fredde, lei utilizza il marmo. E ha coniato questo massaggio che prevede 54 pietre nere e 18 bianche. Pietre fredde perché per chi non può usare le pietre calde, poi parleremo anche di questo, o per dare questa reazione che dicevo prima al corpo, in maniera da stimolare la termoregolazione. E comunque l'Hot Stone Massage non è altro che un'evoluzione e una rielaborazione moderna di antichi riti e di antichi culti del passato. Del resto, la medicina orientale si basa molto sul calore, sullo shock termico, lo chiama, lo definisce, per curare, perché si basa appunto sulla teoria che il corpo viene stimolato ad autoregolarsi, e quindi ci sono diversi tipi di massaggi che utilizzano la tecnica del calore, proprio per aiutare il corpo, per stimolare il corpo a reagire e quindi richiamare l'energia fisica. Molti considerano che posizionare le pietre sui chakra o la considerazione dell'aura in questo contesto dia a questo massaggio la definizione di olistico, come questo fosse imprescindibile. In realtà la sua natura olistica è data proprio dal fatto che questo massaggio coinvolge e racchiude in sé il corpo, la mente e lo spirito. Come ho detto prima, lo spirito e la mente per quello che riguarda, lo spirito per quello che riguarda il calore, che comunque è una braccia avvolgente, e quello che riguarda appunto la sfera dei sentimenti e la sfera dell'anima, e la mente per quello che riguarda il rilassamento, perché il calore rilassa,
e il fisico per tutti i benefici che ne vengono da questo. E in realtà vengono considerate, tra l'altro, anche nello spirito olistico del massaggio, anche le vibrazioni energetiche delle pietre, anche se di questo appunto parleremo quando tratteremo il massaggio con le gemme e con i cristalli, però le pietre hanno delle vibrazioni. Per questo massaggio si usano delle pietre laviche, basaltiche. Il basalto è una roccia nera di origine vulcanica che viene prodotta dalla solidificazione della lava. Le pietre basaltiche nere sono ricche di minerali naturali e hanno una superficie molto liscia e sembrano quasi vellutate, sono molto, al tatto sono molto piacevoli tra l'altro. Una prerogativa di queste pietre vulcaniche è che assorbono il calore, lo trattengono più a lungo delle pietre normali, comunque trattengono il calore, hanno questa prerogativa e lo rilasciano gradatamente, lentamente, in maniera graduale e anche in maniera, oserei dire, dolce. Quindi, riassumendo, questo massaggio è indicato per combattere lo stress, per combattere l'insonnia, per alleviare i dolori muscolari e articolari e allenta le tensioni delle articolazioni e in particolare quelle della colonna vertebrale. Può risultare benefico per la circolazione linfatica, per la ritenzione di liquidi, per la circolazione arteriosa e il ritorno venoso, sicuramente è utile per rilassare la muscolatura che allenta le tensioni e anche la pelle ne trae beneficio perché risulta più morbida e più levigata e soprattutto se il massaggio è effettuato con oli essenziali e inoltre può essere di beneficio per chi ha problemi, può dare un po' di sollievo per chi ha problemi respiratori come la costipazione, un po' di tosse, la sinusite e queste cose qui. Sappiamo che il calore in questo caso agisce in maniera benefica. A causa però della temperatura delle pietre, che vengono scaldate in un apposito recipiente, in un apposito macchinario, poi vengono asciugate e posizionate sul corpo in vari punti e viene fatto un massaggio sia con l'olio che con le pietre stesse. Però a causa della temperatura delle pietre sia calde che fredde e a causa anche della pressione esercitata dal massaggio, queste hanno delle controindicazioni, per cui non vanno bene per chi soffre di fragilità capillare, per chi ha problemi cardiaci, in presenza di vene varicose, non vanno bene per le persone diabetiche, per le donne in gravidanza e per i bambini. E ovviamente non si usano in caso di ferite e di lesioni, di ferite aperte e di lesioni cutanee. Sono sconsigliate in caso di nausea, di febbre e di infiammazioni dei vasi linfatici oppure in presenza di ghiandole ingrossate e non si usano su persone anziane o che hanno la pelle atrofica perché appunto essendo calde potrebbero reagire, c'è una pelle particolarmente sottile, particolarmente segnata, magari non ne trae tanto beneficio e non vanno bene nel caso di artrite reumatoide, cioè di infiammazione acuta delle articolazioni, perché il calore in quel caso non va bene. Quindi le pietre vengono riscaldate, come dicevo prima, in appositi scaldini e poi naturalmente viene passato quest'olio che è in aggiunta degli oli essenziali e il calore delle pietre, tra l'altro, aiuta la pelle ad assorbire questi oli essenziali, quindi a trarre tutti i benefici di questo massaggio. Io per oggi mi fermo qui, vi aspetto sulle frequenze di Radio Conegliano 90-60 FM e se vi siete persi qualche argomento o se volete rivedervi questa puntata o anche le altre, potete andare sul sito www.venetoglobe.com alla rubrica benessere. Vi ricordo
che per marzo è ancora valida l'offerta per quello che riguarda la donna, per cui c'è un massaggio rilassante, quindi 1 ora e mezzo di benessere, al posto di 65 euro a 45 euro, oppure un massaggio alle gambe con le coppette di 40 minuti circa, al posto di 30 euro, 25 euro. Questi sono dedicati alla donna, per cui se la ricevente è donna, per tutto il mese di marzo potete approfittarne. Nel mese di aprile penseremo agli uomini. Io vi aspetto comunque nel mio studio se volete telefonarmi ai numeri 3458 120 427 oppure 349 190 6880. Io sono a Conigliano, in via Verdi, il 17F. Vi aspetto quindi, oppure vi aspetto in radio. Do un caro saluto a tutti e un affettuoso abbraccio virtuale per ritornare all'abbraccio avvolgente del calore, per cui con l'intenzione di regalarvi un giorno di vita in più, come diceva Paolo Coelho. Ciao a tutti da Fatima.